si parla di una sua carica a segretario provinciale del PD, cosa c'è, vero? Abbiamo depositato oggi la mia candidatura che mi è stata richiesta da tanti amici e compagni del Partito Democratico, mi sono messo a disposizione del partito e quindi ho dato questa disponibilità in un clima di grande unità del Partito Democratico, quindi ci confronteremo e vedremo il risultato qualunque esso sia per un Partito Democratico sempre più forte e più coeso in provincia di Agrigento. Abbiamo assistito a una spaccatura nel PD per l'elezione del segretario regionale. Proprio oggi i parlamentari dell'Ars hanno detto no alla ricandidatura dell'attuale segretario. Sì, obiettivamente, dico oggettivamente, c'è una impostazione di percorso assolutamente diversa tra le varie anime politiche del partito. C'è qualcosa che si sta verificando anche da un punto di vista della correttezza del congresso stesso. Mi auguro che un grande partito come il Partito Democratico possa trovare la sintesi e la grande unità anche su questa vicenda del congresso regionale.